Cari telespettatori, siamo arrivati al momento di approfondimento a parlare questa volta anche delle riaperture scolastiche. Abbiamo analizzato il tema più volte, però più sotto gli aspetti psicologici, l'impatto che potrà avere le famiglie, i figli, i ragazzi, soprattutto questa volta con Elisa Venturini, vicepresidente ANCI del Veneto, ben ritornata qui con noi. Buonasera, grazie per l'invito. E allora affrontiamo anche i temi più tecnici, perché comunque siete coinvolti in pieno, poi un po' con la sensibilità anche che la contraddistingue, riesce a cogliere alcuni aspetti. È l'ordine del giorno, un po' perché ci sono gli esami di maturità che sono appena incominciati, un po' perché il governatore Zaia ha tirato fuori diciamo così, quelli che sono i punti cardine di un accordo che deve essere ancora siglato, quindi a livello nazionale per la regione la vede in un certo modo, a livello nazionale sembra con piccoli particolari di diversità. E poi da qui ci allacciamo agli stati generali dell'economia che hanno visto per fortuna coinvolti i comuni, hanno dovuto spintonare per entrarci, ma era indispensabile farlo. Non da ultimo la questione dei trasporti a livello locale, che questa è un'altra noce, tra virgolette, di non poco conto, quindi c'è diversa carne al fuoco. Poi vorremmo sapere appunto per quanto riguarda invece i finanziamenti ai comuni, perché questo ci hanno sollecitato invece da più parti, quindi capire qual è il punto della situazione. In passato ne avevamo parlato, sembrava che i soldi dovessero arrivare, vediamo un po' che cosa è successo. O se Conte promette parla, però poi nella sostanza molto non arriva. Punto 1, le scuole. Allora, cosa succederà? Allora, intanto diamo qualche indicazione, anche qualche novità, nel senso che la situazione sta evolvendo di giorno in giorno, quindi adesso fotografiamo la situazione com'è. Ieri c'è stato un incontro con l'ANCI, con il Ministero dell'Istruzione e insomma si è cominciato a parlare di scuola, non c'è ancora una data precisa di riapertura, però da un punto di vista economico qualche dato c'è pervenuto, quindi adesso dovrebbero essere stanziati 330 milioni, anzi è in procinto proprio la distribuzione in questo caso alle scuole, agli istituti scolastici. Si tratta di soldi residui del Ministero che vengono distribuiti agli istituti scolastici, alla scuola primaria e secondaria, quindi dalle elementari alle superiori, per fronteggiare le spese che le scuole avranno con la riapertura per l'acquisto dei dispositivi di protezione, piuttosto che per la didattica a distanza, o comunque per le necessità che le scuole avranno. Questo tipo di assegnazione di contributi sta avvenendo sulla base del numero degli studenti. Altri 330 milioni invece vengono assegnati o verranno assegnati, questo sì, uso il futuro, ai comuni e alle province che ne faranno richiesta, iscrivendosi ad un portale. Verrà predisposto un decreto da parte del Ministero e dovrebbero essere assegnati queste risorse il 30 di giugno, però usiamo sempre il modo condizionale, cioè dovrebbero, perché poi magari qui le scadenze non è che vengano sempre rispettate. Comunque in base a questo decreto verranno assegnate ai comuni e alle province che ne faranno richiesta e questo servirà per l'edilizia scolastica, cioè per approntare, per predisporre gli spazi per permettere appunto il riavvio delle attività scolastiche. Allora l'edilizia scolastica che è di competenza delle province per quanto... delle ex province, sì, vabbè, delle province sì. Per quel che riguarda le scuole superiori. Esattamente. Comuni per quel che riguarda le scuole primarie e secondarie di primo grado, quindi la scuola elementare per intenderci e la scuola media. Perfetto. Quindi questi sono gli ambiti di intervento dei comuni e delle province. Però rimane sempre il problema della data di inizio delle scuole e poi dell'organizzazione scolastica. Sì. Per quanto riguarda la data di inizio scuole, questa va ad intrecciarsi con un altro problema che è quello della data delle elezioni. Questo resta l'eterna questione. Perché allora se le scuole riprendono e poi c'è la sospensione per le elezioni, per poi riprendere ancora con la scuola, voi capite che si perde un sacco di tempo nuovamente con l'anno scolastico iniziato, perché poi ci sono i tempi delle sanificazioni, perché poi diciamo c'è una dilatazione dei tempi rispetto al passato che è maggiore. Quindi converrebbe prima che si vadano a celebrare le elezioni, le consultazioni elettorali e poi l'avvio delle scuole. Però cosa aspettiamo? Ottobre? Col problema eventualmente di fare dei ragionamenti relativi proprio a un'eventuale diffusione nuovamente dell'epidemia, sperando di no, naturalmente, magari saremo sicuramente più pronti, però dobbiamo mettere anche in preventivo questa possibilità.
Quindi si pone un problema non indifferente, quello di conciliare le date di avvenimenti che sono importanti, quindi le elezioni, ma soprattutto le riaperture delle scuole. Però viene da chiedersi, certo che adesso però sono ignorante dal punto di vista legislativo, quindi non so se ci sia un obbligo di legge. Per varie situazioni sono sempre state utilizzate le scuole. Adesso, anche per la delicatezza del sito, che necessita appunto tutta una serie di norme igieniche, di sanificazione, di struttura, eccetera, oltre che il dilemma dell'inizio apri non apri, perché non utilizzare altre location? Perché poi, insomma, è fattibile la cosa, ci sono tanti altri luoghi che possono essere deputati, le sale stesse dei municipi, dei comuni, anziché anche le palestre, per carità, non vanno a fare ginnastica, pazienza, però almeno vanno a scuola e non tocchi l'ambito scolastico che è stato strutturato. Non è possibile o c'è proprio una legge che stabilisce che vengono utilizzati i plessi scolastici? No, è proprio così. La questione è stata sollevata tra l'altro dalla rappresentante dell'ufficio scolastico regionale, che diceva perché non utilizzare altri spazi. Effettivamente i municipi, le palestre, i palazzetti, stanze civiche, centri congressi, centri culturali, le fiere, certo, quindi di spazi, anche perché poi alla fine per allestire i seggi non è che serva chissà che attrezzatura, che arredamento, perché poi alla fine servono dei tavoli, delle sedie, scatoloni, poi ci sono le cabine elettorali che sono una sorta di paravento, insomma, cioè non è una grande struttura da installare, lo si fa sempre, quindi portarla in un posto piuttosto che in un altro non cambia. Quindi è da valutare seriamente anche la possibilità di allestire i seggi elettorali anche al di fuori degli edifici scolastici, ed è secondo me una delle ipotesi che sono state messe in campo proprio per fare le valutazioni in questo senso. E adesso bisogna capire più che altro come si intende organizzare anche la scuola. Perché fino a questo momento noi abbiamo avuto come indicazioni e come ANCI Veneto, cioè come Associazione dei Comuni del Veneto, abbiamo avuto un incontro anche con gli assessori regionali competenti e con l'ufficio scolastico regionale dove appunto si ragionava in vista delle riaperture delle scuole dell'organizzazione. E sta di fatto che fino a questo momento l'unica indicazione di massima che è arrivata è il distanziamento di 1 metro. Però questo non permette comunque di riorganizzare gli spazi e di capire come muoverci, quindi si è in attesa delle linee guida da parte del Ministero. Il Ministero che nel frattempo ha chiesto e sta chiedendo alle regioni e ai comuni di dare dati sugli spazi disponibili e sul numero degli studenti, per fare delle simulazioni. Esatto, per fare delle simulazioni e in base a quelle fare i ragionamenti che permettono di stendere delle linee guida da parte appunto dello Stato e dei ministeri competenti. Dall'altro lato poi c'è da dire che ci sono le regioni che si stanno muovendo. In particolare nell'ambito della conferenza delle regioni sono 4, sono Veneto, sono l'Emilia Romagna, la Puglia e la Toscana, che stanno elaborando a loro volta delle linee guida da sottoporre tramite la conferenza delle regioni al governo. Quindi da una parte c'è il governo, lo Stato che si sta muovendo con delle linee guida in base ai dati che vengono forniti dagli enti locali e dall'altra parte le regioni che stanno stilando le loro linee guida per poter appunto riorganizzare le scuole. Ed è proprio di queste ore la questione che è stata sollevata ad esempio dal Veneto del fatto di evitare di usare le mascherine ad esempio da parte degli studenti. Quindi una volta che sono seduti al banco, perché poi sembra sennò che in genere, esatto, cioè ti arrivi con la mascherina, ti siedi sul tuo banco, ti togli la mascherina, segui la tua lezione, se vai in bagno, se ti alzi te la rimetti. Come può avvenire negli uffici, magari negli uffici se uno ha degli spazi congrui si toglie la mascherina perché altrimenti vai in ipossia, no? Sì, anche perché voi immaginate con una mascherina che trattiene il respiro, dove noi andiamo ad emettere anidride carbonica e dovremo poi inspirare dell'ossigeno, però se hai la mascherina alla fine tu respiri sempre la tua anidride carbonica, non è che 5 ore, pensiamo anche i ragazzi possono stare con le mascherine, quindi poi alla fine se noi pensiamo anche ai sanitari che stanno giornate intere li abbiamo visti anche nelle terapie intensive sempre super coperti, però penso che dal punto di vista della salute non è che sia l'ideale. Quindi ecco, questa è la questione che si è posta nell'evitare l'uso delle mascherine e di garantire il distanziamento, di garantire la sanificazione dei locali, di garantire l'aereazione, ad esempio attraverso una costante riapertura delle finestre, quindi questo permette il riciclo d'aria. Quindi tutta una serie di accortezze che quantomeno permettono di convivere in un ambiente che poi
porta alla presenza di più persone, perché è inevitabile, anche perché c'è comunque bisogno che i ragazzi ritornino a scuola e stiano con i compagni, perché gli effetti negativi di questi mesi di chiusura e di clausura si vedono anche in termini di aggressività, perché mi raccontavano che sono aumentati del 30% le aggressioni, questi dati riportati dal Tribunale dei minori, le aggressioni dei minori verso i genitori, quindi ragazzi che hanno 14, 15, 17 anni che sono particolarmente aggressivi, quindi un terzo in più di aggressioni si sono verificate in questo periodo. Che non è poco. Che non è poco, e se non è aggressione è anche, altro dato che è stato riscontrato, una chiusura dei ragazzi, nel senso che non vogliono più uscire. Cioè questi mesi di chiusura comporta un atteggiamento proprio di chiusura rispetto al mondo esterno, che poi non induce più le persone ad uscire. È la cosiddetta sindrome della capanna, che vale per gli adulti, ma vale anche per i ragazzi. Quindi adesso il lavoro che deve essere fatto non sarà mica semplice a settembre, ritornare ad una vita di condivisione, di comunità, quando per mesi si è vissuti in questo modo. Assolutamente, questo sembra una cosa di poco conto, ma interpellare anche a livello così, perché io l'ho fatto per le trasmissioni e mi sono emersi tanti aspetti anche interessanti degli psicologi, psicoterapeuti più che altro, specializzati nell'età dello sviluppo, nell'età infantile, eccetera, in modo che possono dare quell'aiuto, quel supporto, quella chiave di lettura, di interpretazione, di comportamento, perché appunto una cosa che tu insegnante ti raffronti con i tuoi ragazzi giorno dopo giorno, salti un mese e mezzo delle vacanze estive, /2, però tanto quelli sono, una cosa che hanno subito comunque un periodo abbastanza particolaretto, non dico traumatico perché non c'è stata la guerra mondiale, però comunque per loro, per il loro trend traumatico, e che devi sapere come relazionarti, quindi usare anche una formazione, approfittare del periodo estivo per la formazione degli insegnanti con degli psicoterapeuti, averli di supporto a scuola per capire come interagire e come far sì che magari tanti ragazzi anche saltino la scuola, perché c'è questo l'altro aspetto che può essere rilevante, soprattutto in certi istituti. No, io spero che tutte queste task force, tavoli di lavoro, consulenti, che tra l'altro sono professori universitari, quindi persone che hanno una competenza in determinati ambiti non indifferente, sappiano dare le giuste indicazioni su come muoversi, perché tra l'altro oltre i tavoli di consultazioni, i tavoli di esperti del governo, quindi di Conte, che quindi seguono proprio il governo, ogni singolo ministro poi ha la sua batteria di esperti che lo segue, quindi c'è la commissione Bianchini, mi sembra si chiami, quella dell'istruzione della scuola. Io spero che tengano conto anche di questi aspetti che non sono indifferenti, perché l'aspetto psicologico non va relegato, considerato in un secondo piano, perché è fondamentale per la coesistenza. E giustamente, Elena, come diceva lei, il fatto di questi ragazzi di ritrovarsi insieme, un insegnante deve capire come rapportarsi, perché questi mesi sicuramente hanno segnato dal punto di vista della psiche, perché sentendo anche, io nel mio comune dove sono vice sindaco, la delega al sociale, ho avuto modo questi mesi di avere contatti anche con i genitori, ma mi raccontavano dei bambini di come soffrivano e come magari se la prendevano con i genitori proprio per l'isolamento a cui erano costretti. Quindi c'è stata una reazione anche nei confronti c'è stata di sicuro una reazione, quindi, ma parlando proprio con i genitori che mi hanno raccontato le reazioni dei propri ragazzi, dei propri bambini. E voi comuni non potete intervenire? Cioè, che ambiti di competenza avete da questo punto? Adesso mi viene da dire, noi ci siamo attivati anche nel mio comune, ad esempio, con l'organizzazione dei centri estivi. Ah, giusto, infatti. Con tutte le difficoltà, con i protocolli da osservare. Però io dico, vedere la gioia dei bambini il primo giorno che si sono ritrovati, vedere come con i propri amichetti potevano ancora avere insomma questa forma di interazione, abbracciarsi, cioè è stato veramente, a me ha fatto venire la pelle d'oca nel vedere con quanto affetto e con quanto desiderio e con quanta voglia questi bambini avevano proprio la necessità di ritrovarsi insieme. Quindi dico, con tutte le difficoltà che possiamo avere in questa fase anche come comuni, noi i centri estivi li dovevamo organizzare. Non hanno aderito il numero degli anni precedenti, perché devo dire negli anni passati avevamo grandi numeri, adesso i numeri sono ridotti. C'è più paura, c'è difficoltà, c'è la paura economica, anche se si cerca comunque di andare incontro alle famiglie. Però noi dobbiamo assolutamente riportare la gente a vivere.
Infatti, sì. E raccontavo anche i soggiorni climatici che vengono organizzati per anziani, che sono un'altra cosa mature. Ecco, allora facciamo così. Lo dobbiamo dedicare un attimo di tempo perché poi ci seguono anche molti anziani e questo è anche un appello, dai. Sì, allora, io voglio andare in pubblicità. Soggiorni estivi per anziani, questo è l'altro tema che è strettamente correlato ai centri estivi di cui dopo riprendiamo il filo perché è importante. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo con voi, quindi seguiteci.